abbiamo Gedeone Nenzi. Eccolo qua! Gedeone, com'è il Veneto categoricissimo? Allora, il Veneto che mi vorrei è un Veneto dove che i veneti possano vivere serenamente. Ti ricordo che questa giornata serenissima? Dove che tu a te possa tornare a casa da scuola senza paura. Dove che possa crescere, dove che possa andare a scuola, dove che possa avere una programmazione universitaria per sapere cosa che ha da fare da grandi, dove che dopo che ha finito di studiare possa lavorare e pensare di fare la famiglia, perché adesso sotto sto cazzo del sistema italiano i fioi senza lavoro noi puoi fare famiglia, noi puoi fare fioi, perdendo il diritto di fare i figli e dovendo portare i fioi dall'estero, ok? Partendo di più il giro dell'Inps e tutte quelle palle. È una politica veramente meschina. Il Veneto che vorrei a me sarebbe delle famiglie dove che anche se lavora solo con l'uomo e possa vivere abbastanza bene, oppure che sia gli asili organizzati, insomma quel che serve, senza bisogno che venga qualcuno da chissà dove a organizzarsi, ma deve organizzarsi da solo. L'autogoverno è la roba più importante che Veneto che si arrangia, ma che si arrangia come che abbiamo sempre fatto e dare un esempio al mondo di come che bisogna fare, perché l'abbiamo fatto nel nostro DNA, che radice le ben tutte lei nella storia. Ancora una volta questo dopo dove che si possa vivere, qui sereni, insomma, bellissima iniziativa organizzata dall'associazione controllare la nostra società, la tristezza. Questo è quel che vivoria. Venerdì sera che sta dopo che neanche le persone anziane i veneti e l'indipendenza no, altri adesso sono abituati che quando uno va in pensione la finio, no? Mi ricordo che i nostri vecchi vivono sempre qualcosa da dare, perché l'esperienza che ha una persona anziana la può essere molto utile per i giovani. Certo che non da poi piccolo mi parla, non è alla essere escluso dalla vita sociale. Questo è quello che vuol dire. Dunque è un Veneto attento alla socialità. Un Veneto dei Veneti, perché il Veneto deve essere la casa dei Veneti, quel che noi diventa vivere i Veneti come individui, come esseri umani. Maggiore qualità della vita. Assolutamente sì. Ma quanto saremo indipendenti? Ma io nel mio cuore mi sono già indipendente. È una roba che noi dobbiamo sentire dentro. Quando che saremo in tanti non ne saremo indipendenti. Allora non saremo indipendenti con un referendum, con una legge, con un plebiscito, con la politica come? Allora può essere in diversi modi per andare indipendenti. Tutto comunque parte dalla nostra volontà. Quando noi saremo convinti daremo dimostrazione di volontà, significa dire io sono indipendente, voglio l'indipendenza. Se lo dico io, lo diciamo noi insieme, lo diciamo tutti, noi saremo indipendenti, perché non c'è forza di polizia, non c'è un governo che possa impedirne altri, deve essere e deve vivere quel che vuole. Parliamo di consapevolezza e parliamo che quando i veneti avranno la consapevolezza tutte le strade saranno giuste. Esatto. Solo con l'unità di intenti e solo quando i veneti saranno consapevoli e sentiranno dentro il cuore, si sentiranno veramente indipendenti, allora saremo indipendenti, perché sarà il momento nel quale costituiremo una nuova comunità veneta. Mi fa pensare adesso, no, che stavo dicendo, noi se abbiamo una legge la facciamo rispettare con la forza pubblica. Soffermatevi un attimo su questo termine, forza pubblica, ok? Di solito le polizia e carabinieri che tirano avanti, ma se la forza è pubblica, se noi siamo il pubblico, se noi siamo il popolo e noi esprimiamo la nostra forza, noi abbiamo la forza pubblica e non ve ne verso. Quello che noi decideremo, quello sarà. Questo è il ragionamento di un popolo.
quando la comunità si sente popolo può fare qualsiasi cosa. Non c'è una verità, tutte sono verità, non c'è una strada, tutte sono le strade, nessuno ha ragione, nessun movimento ha ragione, tutti i movimenti hanno ragione quando portano avanti assieme la stessa cosa. È un'espressione di volontà, ok? Poi il Veneto che io voglio è un Veneto dove la gente, dove l'opinione della gente sia deliberativa. Io ormai mi sono anche stancato di parlare di democrazia, lo dico in italiano. Sono passato a pensare alla demarchia, quando che noi altri dichiariamo in democrazia che il potere è del popolo e dopo lo deleghe l'abbiamo perso. Quando noi parliamo di demarchia invece parliamo di governo del popolo, è diverso, quindi è il popolo che decide come governarsi, con decisione sui singoli argomenti. Questo noi dobbiamo fare ed è una cosa molto simile a quel che è il governo della Serenissima. Quindi parliamo di ballottaggi e parliamo di decisioni collegiali. Però ricordiamoci che bisogna contestualizzare. Allora i principi possono essere giusti, però il problema è che non si può, cioè si andava a cavallo, adesso si va con gli aerei, dunque bisogna prendere i principi. Ma questo guarda Silvio, allora noi adesso dei sistemi che mettono in pratica questi principi qua che vogliono 3 minuti. Allora, una dimostrazione l'abbiamo avuta con il plebiscito digitale. È funzionale, è nato così, ha funzionato. Se noi organizziamo qualcosa ben fatto come dobbiamo noi potremo avere questa demarchia, questo governo del popolo funzionalissimo, semplicissimo e saremo tutti felici. Grazie Gideone, abbiamo coniato la parola demarchia oggi. Sul sito www.veneto.net ed è la prima radio